Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Live. Questa sera durerà un po' meno rispetto al solito, ma ci sarà ovviamente un argomento importante da trattare perché, come tutti noi sappiamo, lunedì riaprono le scuole in Veneto e riparte così il trasporto pubblico. In realtà non si è mai fermato, ma sarà potenziato chiaramente anche da quello privato. Sulla sinergia operativa chiaramente abbiamo alcuni contributi registrati questa mattina assieme alla nostra collega Giorgia Preti, e abbiamo in collegamento telefonico però il presidente del trasporto persone di Confcommercio Verona, Paolo Bellorio, che commenterà con noi alcuni passaggi. Come abbiamo detto, guardiamo subito sulla nostra testata veronadaily.it. L'articolo è del 25 gennaio 2011. Zaia, lunedì riapriamo, eccolo qui. Lunedì riapriamo le scuole. Durante il quotidiano appunto Stampa, questo era il 25 gennaio, il presidente della regione ha sottolineato come la curva dei contagi continui a decrescere, quindi l'incidenza dei positivi sui tamponi è del 3,43%, molto bassa rispetto chiaramente ai periodi precedenti, e quindi via libera alle scuole, una notizia chiaramente che in molti stavano aspettando. E chiaramente è arrivata una proposta anche alla regione da parte di alcune associazioni di categoria, tra cui CNA Veneto, ma poi sentiremo anche Confcommercio, in vista della riapertura, e CNA in particolare avrebbe messo a disposizione 700 mezzi ad integrazione del servizio di trasporto pubblico degli studenti, all'incirca 100 mezzi per ogni provincia del Veneto, un quantitativo che insomma bene risponderebbe alle esigenze. Sentiamo quindi il primo contributo di Massimo Fiorese, portavoce del trasporto persone CNA Fita Veneto. Ma guardi, più che proponiamo, abbiamo più o meno già definito con le aziende pubbliche, che sono i soggetti deputati poi a mettere in piedi questo sistema di rinforzo delle corse di TPL. Abbiamo più o meno definito un 100 autobus a provincia che andranno a rinforzare appunto le corse di trasporto pubblico. Tenga presente che ci sono in Veneto 350 imprese circa e 700 autobus disponibili per fare questo tipo di attività sui 3.000 dell'intera categoria, insomma. Ma allora, le difficoltà e le criticità sono legate alla poca certezza che c'è, nel senso che attualmente l'indice di riempimento è stabilito al 50%, però è una situazione che cambia di giorno in giorno, quindi adesso dobbiamo cercare di partire con questo servizio e vedere mano a mano come aggiustarlo, insomma, in base anche alle necessità che poi ci chiederanno le scuole, insomma, la situazione. Siamo in collegamento, dicevamo, con Paolo Bellorio, collegamento telefonico, presidente appunto del trasporto persone di Confcommercio Verona. Benvenuto presidente, ci sente? Sì, vi sento, buonasera. Buonasera, senta, anche Confcommercio, anche la vostra associazione di categoria, fin da subito si è messa a disposizione, in tempi non sospetti tra l'altro, del pubblico proprio per rafforzare, anche in occasione della prima apertura c'era stata l'idea, ricordiamo anche il senatore Vincenzo D'Arienzo del Partito Democratico, che fu il primo tra i politici chiaramente a livello nazionale a proporre questa abbinata pubblico-privato. Voi avevate anche caldeggiato l'ipotesi, non si riuscì in quel periodo, forse in parte. Adesso chiaramente si può concretizzare invece quell'idea originaria, e penso che questa buona notizia sia stata accolta positivamente anche da Confcommercio, è così? Sì, certamente, anche Confcommercio ha accolto positivamente la possibilità di dare manforte alle aziende pubbliche. Ciò che ha detto Massimo Fiorese è vero, ci sono disponibili tanti autobus, eccetera. L'unica cosa che io tengo a precisare, che ho sentito anche stamane qualche intervista fatta a qualche politico anche locale, eccetera, tengo a ribadire che però non è che per questo periodo di lavoro per degli autobus a sostegno delle aziende pubbliche abbiamo risolto la problematica della categoria, perché la categoria è in crisi, perché
siamo completamente fermi. Sì, questi servizi di linea a supporto aiutano in parte. Le faccio presente soltanto qui a Verona le nostre aziende hanno parcheggiato circa oltre 200 autobus, sono parcheggiati, e da lunedì non saranno 220-230 parcheggiati fermi, ma saranno 180. Cioè, voglio dire, non è che abbiamo risolto la problematica della crisi. Certo. Ecco, questo è fuori di dubbio. Anche perché sentiamo di nuovo le parole di Fiorese, che poi magari ci confermerà anche lei, la perdita di fatturato è altissima e chiaramente è una piccola boccata d'ossigeno, ma sicuramente non sufficiente. Sentiamo di nuovo le parole di Fiorese. È praticamente fermo da marzo dello scorso anno. Gli autobus turistici, diciamo che più o meno il 90% del fatturato è andato perso e le previsioni sono ancora abbastanza tristi, almeno fino a primavera del prossimo anno. Conferma perdite fino al 90%, Bellorio, anche dal vostro osservatorio? Secondo me sono più del 90%. Secondo me le perdite sono del 98% addirittura, e tenga presente che questo 2% del 2020 è da riferire a gennaio-febbraio, che non eravamo in lockdown. Poi, e comunque ha ragione anche Fiorese quando dice che prima del 2022, primavera 2022, non ci sarà nulla. Certo, nel nostro settore. Prima del 2022 chiaramente non ci sarà nulla. Certo. Sono stati chiaramente mesi durissimi quelli del lockdown. Ecco, dopo il lockdown qualcosina è ripartito? Quest'estate avete un po' lavorato o chiaramente ancora poco rispetto agli standard, però qualcosa si è mosso nei mesi estivi? Guardi, nei mesi estivi direi proprio qualcosina, ma poco. Qualche trasferimento aeroportuale per qualche persona che è andata in vacanza, ma come lei sa benissimo, direttore, ente lirico chiuso, tutto chiuso, fiere non ci sono, congressi non ci sono, e poi il bacino nostro d'utenza come il lago di Garda, i tour operator non hanno nemmeno fatto i cataloghi quest'anno per il 2021. Certo, tutto fermo. Anche i sindacati, insomma, hanno cercato in qualche modo di dire la loro. Sentiamo in particolare, ecco, anche Fasoli della CGIL, sentiamo il suo contributo. Abbiamo chiesto intanto un riconoscimento salariale e normativo a tutti questi lavoratori, perché anche in pieno lockdown si è dato risalto che questo settore, questo lavoro è un lavoro essenziale per il paese e come tale deve essere trattato. Non può essere che un lavoro essenziale venga messo all'ultimo posto di una scala sociale e trattato appunto come ultimo residuo sociale e in termini di salari, di diritti e normative. Purtroppo questo è il quadro attuale di oggi. Ecco Bellorio, avete trovato un supporto da parte dei sindacati in questa vostra lotta, chiaramente, in questo grido d'allarme che avete lanciato già a marzo scorso e che state continuamente ricordando, e giustamente anche? Supporto a livello sindacale, associazioni di categoria, siamo stati abbastanza coesi, a prescindere dalla bandiera o dal colore politico, insomma, come associazioni o sindacati, insomma, abbiamo avuto una strategia abbastanza comune che va dalle casse integrazioni dei nostri dipendenti ai supporti aziendali, insomma, ai contributi che adesso quantificare se sono andati in ugual misura in tutte le categorie, questo io non sono in grado di dirlo. Il nostro settore comunque è il più penalizzato perché purtroppo non avendo il turismo, non avendo nulla, questo è.
Stasera ci doveva essere con noi anche il senatore D'Arienzo, che purtroppo ha avuto un imprevisto e non ci può essere. Tuttavia ci si chiede se, e gli avremmo chiesto se dal Recovery Plan arriveranno fondi anche al vostro comparto e soprattutto se ci sarà futuro per questo comparto. Ci auguriamo di sì. Sentiamo di nuovo Fiorese, poi torniamo di nuovo da lei, Bellorio, se ci concederà qualche altro minuto. Ma guardi, allora, gli annunci ne hanno fatti tanti e nella sostanza ad oggi le aziende hanno le idee confuse, pochi aiuti sono arrivati. Faccio conto che, faccio l'esempio della nostra azienda, quella che fa la parte di trasporto privato, su 4 milioni di fatturato gli aiuti che sono arrivati sono nell'ordine dei 30.000 euro, insomma, per il momento, per cui mentre gli annunci sono stati molto più per importi e per azioni molto più importanti. Ma guardi, il settore dei trasporti purtroppo sarà l'ultimo a ripartire, perché poi, terminata la pandemia, probabilmente ci saranno dei tempi per riavviare la macchina delle prenotazioni, delle navi da crociera, dei viaggi in aereo. Insomma, noi lavoriamo principalmente con questo tipo di operatori e quindi finché immagino che ci vorranno almeno altri 6 mesi dopo il ritorno alla normalità, insomma, per ripartire in modo adeguato. Ecco, Bellorio, voi avete ricevuto dei ristori, in che misura, se ritenete soddisfacente oppure no, se auspicate chiaramente dei fondi dall'Europa a questo punto? Guardi, Massimo Fiorese ha parlato di un fatturato di 4 milioni e un ristoro da 30.000 euro. Certo. Ecco, noi rappresentiamo di piccoli e dunque con le dovute proporzioni dei ristori. Dunque, chi fa un fatturato da 4 milioni certo, è una bella azienda e con un ristoro da 30.000, dunque chi fa fatturati da 500-600 mila euro o da 400 mila euro, insomma, le proporzioni tutti siamo capaci di farle. La nostra preoccupazione adesso diventa a giugno, quando finiranno le moratorie, perché non potrà sicuramente, purtroppo per noi, queste moratorie sui finanziamenti, mutui, eccetera, non potranno durare in eterno, purtroppo. E la nostra preoccupazione adesso è appunto arrivare sull'autunno. Certo. Le nostre aziende saranno in grado di far fronte ai pagamenti e ai finanziamenti che ripartono. Sentiamo anche come vede il settore Raffaello Fasoli, appunto segretario generale FILT CGIL Verona, e poi questo Recovery Fund, se anche secondo lui si recupereranno fondi o meno. Sentiamo. Allora, è inutile negare che è un settore abbastanza in crisi e ovviamente è collegato al comparto dove loro lavorano. Ci sono comparti, per esempio, legati al settore e-commerce, dove c'è una domanda che addirittura è in aumento, ovviamente, mentre per tanti altri comparti è una crisi abbastanza profonda e radicata che avrà i propri risultati purtroppo anche nei mesi e negli anni a venire. In parte, ma in minima parte, nel senso che noi pensiamo che già prima il settore era in una crisi profonda, una crisi che era strutturale, e quello che noi purtroppo stiamo assistendo è a un mantenimento di una impostazione che già prima mostrava forti limiti. Intendo dire che una volta finita questa fase emergenziale temiamo che alcuni malesseri strutturali che c'erano prima già torneranno ad essere in vigore senza una rimessa in discussione di tutto un sistema che non stava funzionando. Intendiamo la concorrenza sleale, intendiamo anche un mancato investimento sui giovani, sulle nuove occupazioni, perché sempre meno lavoratori si avvicinano a questo comparto, perché è un comparto difficile, complicato e con salari anche non all'altezza di quello che poi alla fine è richiesto ai singoli lavoratori.
Bellorio, un'ultima riflessione. Intanto vediamo dal nostro sito veronadaily.it un articolo del 15 ottobre del 2020. D'Arienzo diceva: bus affollati, subito coinvolgere le ditte private. Dicevamo prima che il senatore, appunto, bisogna riconoscere il merito, fu uno dei primi a ipotizzare questa sinergia che probabilmente potrebbe scattare da lunedì. Ecco, le chiedo, Bellorio, come mai secondo lei si è fatto molta fatica a mettere in pratica questo binomio pubblico-privato? Non ci si è pensato prima? Si arriva sempre un po' all'ultimo momento, in fase di riapertura scuole, per parlarne e per trovare delle sinergie? Guardi, lei ha detto appunto che già a ottobre il senatore appunto ha detto autobus affollati, eccetera. Ecco, noi questa previsione l'avevamo già avuta a primavera scorsa, aprile, maggio, che quando si ripartiva c'era bisogno del nostro supporto e di conseguenza eravamo già pronti all'epoca. Poi se lei mi dice perché non è stata recepita prima, i tempi della politica purtroppo li conosciamo tutti. Ecco, mi permetto di fare una piccola, seppur con soddisfazione, che ci sono i privati a supporto delle aziende, una piccola critica che come associazione abbiamo visto che le aziende non hanno usato lo stesso criterio per le assegnazioni di queste linee a supporto. Certo. Ci auguravamo che quantomeno la Regione Veneto avesse la stessa linea di attribuzione a questi servizi. Assolutamente, ha fatto bene a sottolinearlo. Questo è l'unica cosa mi permetto anche di darvi l'ultima considerazione, che ci auguriamo comunque che tutto riparta al più presto, perché il nostro lavoro non è andare a supporto a fare le linee, il nostro lavoro è altro, con tutto rispetto di chi fa le linee, che servono anche quello. Ecco, questo è. Assolutamente. Vede qualche criticità particolare lunedì in vista della riapertura delle scuole? Pensa che... No, non credo ci siano criticità per quanto riguarda le nostre aziende, perché il nostro personale è preparato a fare tutti i tipi di servizio, insomma, non è che e dunque certo. Pertanto ho visto che ci sono i cosiddetti steward nelle zone più calde per dare supporto all'utenza, mi auguro che insomma tutto vada bene. Per evitare assembramento, chiaramente, certo. Per evitare tutti i problemi legati. Bene, la ringraziamo per essere stato con noi, Presidente. Ricordiamo, eravamo in collegamento telefonico con Paolo Bellorio, Presidente del Trasporto Persone di Confcommercio Verona. In bocca al lupo, insomma, per la prossima settimana, che vedrà comunque anche alcune aziende vostre di Confcommercio riprendere, seppur in maniera limitata, l'attività, e ci auguriamo, come ha auspicato lei, che si possa davvero tornare quanto prima a una situazione di pseudo-normalità. Comunque noi siamo qui quando avrà bisogno di comunicare o di intervenire, e chiaramente noi ci saremo. Grazie Presidente per la sua partecipazione. Grazie a voi, arrivederci. E appunto di futuro ha parlato anche Raffaello Fasoli, segretario generale di Filt CGIL Verona. Sentiamo cosa dice lui sul futuro di questo settore dei trasporti e in generale appunto degli autobus. Allora, appunto, essendo che comparti molto importanti sono in crescita, in forte crescita, il contratto nazionale è scaduto già da un anno abbondante, e noi stiamo lottando per rinnovarlo. Appunto, serve il rinnovo di tutti i contratti nazionali per rimettere al centro il lavoro, i diritti e i salari di tutti questi lavoratori, che ogni giorno danno una professionalità molto importante e sono in prima linea con tutti i rischi che anche la pandemia ha messo in evidenza. Noi questo chiediamo il riconoscimento di un impegno, un lavoro che è fondamentale ed essenziale per il nostro paese. E questo è un po' il punto di partenza, chiaramente, per sperare e auspicare un settore che deve assolutamente riprendersi. Per chi non si fosse collegato soltanto adesso, ricordiamo un po' la notizia di apertura. Farei vedere proprio dal sito veronadaily.it la notizia di 2 giorni fa, in particolare CNA Veneto, proposti 700 bus turistici per il trasporto degli studenti. La completa ripartenza è prevista non prima del 22, quindi
2022, la ripartenza chiaramente del settore. Questa iniziativa potrebbe consentire una ripresa del fatturato del 25-30%, servono programmazioni normative chiare e indennizi precisi, afferma Massimo Fiorese, lo abbiamo sentito poc'anzi negli interventi. Questo invece è Matteo Ribon, segretario di CNA Veneto. Come abbiamo ricordato, ci sono circa 350 aziende in Veneto che si occupano di trasporto di persone su gomma iscritte all'albo regionale, per un totale di circa 3.000 mezzi destinati a scuolabus, minibus e servizi turistici di vario tipo. Di queste circa il 30% sono affiliate appunto a CNA Veneto, che calcola una perdita di fatturato tra l'80 e il 90%. Abbiamo ricordato anche che è arrivata una proposta da parte di CNA alla Regione Veneto per affiancare ai mezzi pubblici, in vista della riapertura delle scuole, lunedì 700 mezzi ad integrazione del trasporto appunto pubblico, e questo chiaramente sono circa 100 mezzi per ogni provincia del Veneto, quindi 100 anche a Verona, e questa iniziativa, dichiara il segretario appunto Matteo Ribon, non ci mettiamo a disposizione per trovare soluzioni che possano aiutare i nostri comparti, anzi noi ci mettiamo chiaramente a disposizione, e la difficile situazione che stiamo vivendo chiaramente passa attraverso la sinergia tra pubblico e privato, che deve essere una modalità per affrontare la ripartenza. Chiaramente insomma tutto questo è un tentativo per rialzare il settore, per dare la possibilità alle tante aziende, che ricordiamo per lo più sono a conduzione familiare, di riprendere un giro d'affari che si è completamente fermato durante il lockdown, che ha faticato durante l'estate, perché immaginiamo per esempio i viaggi turistici che insomma sono in qualche modo ripartiti nei mesi di luglio e agosto, ma poca sostanza rispetto a quanto eravamo abituati, per cui ha ricordato anche Paolo Bellorio di Confcommercio, è un piccolo segnale in attesa di tempi migliori. Verona Live Short questa sera termina qui, la replica ovviamente alle ore 21 su Radio Adige TV, canale 640 del digitale terrestre. Verona Live torna domenica sera. Un buon proseguimento di serata a tutti.